e soprattutto per loro che noi riteniamo di dover portare all'interno di quest'Aula per un dovere morale prima che politico, perché non è una questione politica, portare qui dentro la questione palestinese e la voce di tutte quelle persone che in tante piazze esprimono il proprio dissenso. Vorremmo portare all'interno di questo Consiglio, e lo stiamo facendo, la questione palestinese per sensibilizzare appunto componenti del Consiglio che hanno fatto parte o hanno sostenuto questo governo silente. Siamo qui a portare la nostra sensibilizzazione proprio in apertura di dialogo. Ha ragione la consigliera Buffoni quando dice che ci sono stati attacchi anche da parte di Hamas. Ma ricordo che l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite richiama il diritto di autodifesa e io concordo che quello fosse un diritto di autodifesa, perché il conflitto è di lunga data. Hamas è nato nel 1987, molto dopo l'inizio del conflitto e degli attacchi al popolo palestinese. Quindi non riconosciamo in Hamas le colpe o gli attacchi a senso unico. Ricordiamo anche che la nostra posizione è assolutamente netta di condanna, perché appunto l'Occidente non ha mai avuto una posizione netta e convinta, ha lasciato sempre che questo conflitto rimanesse latente e lacerasse entrambi i popoli, perché sono convinta che anche nel popolo israeliano c'è chi non vuole questa guerra. E appunto per questo ricordo sempre che già in un lontano tempo degli ebrei residenti in America, tra i quali due sconosciuti, Einstein e Hannah Arendt, sostennero che cosa si stava facendo col disegno sionista nei confronti del popolo palestinese. Quindi non è una questione politica attuale, è una questione che va avanti da molto tempo. Le persone ebree riconoscevano queste posizioni contro il popolo palestinese da Israele. La storia dovrebbe insegnare, ma qualcuno diceva che non ha scolari. E infatti non è in tempi neppure tanto lontani che abbiamo vissuto genocidi come quello per esempio di Sabra Shatila o di Srebrenica. Ricorre quest'anno il trentennale. E quando pensiamo che un intervento dell'ONU, o auspichiamo un intervento dell'ONU pensando che questo sia un deterrente, ci sbagliamo. Perché quando c'è stato il genocidio a Srebrenica i caschi blu erano lì. Quindi tutti gli stati sovrani si devono schierare, tutti, per non permettere che si prosegua in questo abominio. Sicuramente ciò che non sfugge è la questione economica ed è forse quella che in questo momento, oltre le uccisioni, la carestia, la fame con scopo di arma per portarli alla morte, sono stati usati. Quello che ci sconvolge è la questione economica. Ma davvero i nostri stati, il nostro Stato è silente perché è più stuzzicato da appetiti economici e da spartizioni? Cioè veramente a costo di un genocidio siamo disposti a fare questo come Stato italiano? Questo è quello che mi chiedo. Ma soprattutto per noi, per i bambini di Gaza, le madri, per tutti, anche per voi manifestanti, quello che noi vorremmo guadagnare non è un profitto, ma sicuramente pace. Neppure una resistenza, vorremmo la pace, che si portasse alla risoluzione di un conflitto contro Israele che prosegue imperterrito e prepotente, convinto di essere impunibile e protetto, e purtroppo lo è. Palestina libera. Grazie consigliera Canova. Prego consigliera Elis.
Saluto nuovamente tutti i presenti. Io vorrei porre l'accento e l'attenzione, se ancora ve ne fosse bisogno, sull'importanza fondamentale del voto favorevole sull'ordine del giorno che stiamo discutendo e sul ruolo quindi che questa istituzione politica e istituzione pubblica può assumere in questo contesto, nonostante sia un'istituzione locale. La domanda fondamentale che ritengo si debba porre, a cui si debba dare risposta, anche per superare degli aspetti di forte ambiguità che ho notato negli interventi dei consiglieri e delle consigliere di opposizione, che non si capisce bene se vogliono dare un colpo al cerchio o uno alla botte, scusate l'espressione un po' volgare, un po' prosaica. La domanda è questa: noi dobbiamo decidere da che parte vogliamo stare, qual è la nostra posizione. Io personalmente sono una persona che si schiera sempre, che non vuole mai prendere una posizione ambigua. Quindi la domanda è questa: come si vuole schierare, da che parte si vuole schierare il Comune di Nuoro? Vuole schierarsi dalla parte dei poteri forti? Vuole in qualche maniera indirettamente consentire un progetto imperialista statunitense, un progetto di apartheid, di occupazione, di colonizzazione da parte di Israele, o vuole invece prendere una posizione forte a favore dei soggetti deboli, dei soggetti vulnerabili, e su questo non c'è discussione, che sono appunto i civili palestinesi. Vorrei sottolineare anche, e forse si è anche già accennato a questo, che esiste un oggettivo scollamento tra una forza dirompente, che è quella della cittadinanza, che esprime in modo pacifico ma consapevole una volontà, che è quella di stare dalla parte dei palestinesi, e invece le altre istituzioni come il governo italiano, che non prendono neanche in considerazione questa posizione. E vorrei sottolineare, purtroppo voglio anche rassegnare delle conclusioni un po' pessimiste per quanto riguarda le istituzioni internazionali, che ci troviamo, a mio avviso, di fronte alla prova del fallimento anche da un lato del progetto di Unione Europea, che non è riuscita neanche a dotarsi in questi decenni di una carta costituzionale che uniformasse i diritti di tutti i Paesi membri e quindi riducesse le disuguaglianze politiche, sociali ed economiche, ma ci troviamo anche di fronte al fallimento della comunità internazionale, a mio avviso. Ora, il ruolo che il Comune di Nuoro può assumere in questo contesto è un ruolo tutt'altro che secondario, perché raccogliendo le istanze della cittadinanza e dei nuoresi, che sono molto attivi, come si è visto, ho visto tutte le manifestazioni che stanno organizzando, insomma, gli eventi, ergersi a trade union, diciamo così, cioè a ciglia di trasmissione da quello, cioè tra quello che dicono i cittadini nuoresi e quelle che sono le altre istituzioni, perché anche il Comune di Nuoro deve ergersi come dire, ente che tutela il diritto, naturalmente, come baluardo, come sponda contro l'ingiustizia e contro la violenza perpetrata ovunque, e che appunto con un senso anche di umanità ponga al primo posto il valore fondamentale della vita umana, della dignità e anche della pace come valore universale. Grazie. Grazie consigliera Melis. Prego, consigliere Moro. Grazie Presidente, signor Sindaco, signore della Giunta, colleghi consiglieri, gentile pubblico qua presente e quello che fuori dal palazzo. Allora io vorrei tornare a una frase che ha detto Lisetta Bidoni all'inizio, quando ha illustrato il documento, che è stato sintesi di tre documenti diversi, di tre sensibilità diverse, che però hanno saputo
con grandi opportunità, intelligenza, sensibilità, a loro volta unificato in un documento unico, cioè quello che era un documento che veniva dal basso, vero Lisetta? Dov'è? Ha detto così. Quindi io volevo, mi serviva questo ragionamento partire dal basso, perché voi ci avete portato stasera a sostenere questo dibattito che dal mio eccolo Marcello che c'è, a sostenere questo dibattito di livello, dal mio umile punto di vista, di livello altissimo, perché finalmente ognuno delle sue posizioni, però forse stasera noi qui siamo riusciti a uscire dall'ambiguità. Io non volevo intervenire, perché mi sembrava che il dibattito stesse andando in una direzione che ci portava a un'unanimità a tutto tondo, a 360 gradi. L'intervento della consigliera Buffoni ha specificato invece alcune specificazioni che le competono naturalmente, che sono legittime, e quindi io invece mi sono alzato per sostenere nella totalità, nell'interesse del documento, ma soprattutto il ringraziamento volevo muovere nei vostri confronti per aver coinvolto così bene, passatemi il termine, l'organo più importante della città, il Consiglio Comunale, perché noi rappresentiamo voi, tutti voi, nessuno di voi, però abbiamo un ruolo di rappresentanza. E aprire le porte così, signor Sindaco, come abbiamo fatto oggi, lei ha fatto bene a fare l'appello a che le porte si aprono tutte le volte che discutiamo anche i problemi meno importanti, perché gli altri problemi io sono sicuro che sono molto meno importanti di quello che stiamo decidendo oggi. Perché oggi si parla di umanità, non si parla di politica, si parla anche di pietas umana, si parla di stragi, si parla di scuse che sentiamo nei media che sono veramente infantili. Volevamo colpire quell'obiettivo perché c'erano basi militari, in realtà si va a sterminare l'intera popolazione. Questo è un genocidio, si chiama genocidio. Quindi nessuno Guccini mi pare lo diceva. Guccini è un consigliere di vecchia data come me. Io ve lo voglio sottolineare questo, mi prendo la responsabilità. Fuori da qua molti cittadini ci dicono però voi siete consiglieri comunali di Roma, occupatevi della città. Non è che una cosa esclude l'altra. Io mi sono alzato anche per parlare in diretta pubblicamente a questi nostri concittadini che ci dicono vabbè dai, lasciate perdere, non potete cambiare una virgola. Non è vero, perché la storia si fa dal basso. La storia si fa dal basso. Se le piazze si riempiono, se si compongono i consigli comunali, se si danno cittadinanza onoraria a personaggi così, di questo livello, di questo carico, di questo rango come l'albanese, si può cambiare la storia. Quindi non dobbiamo mollare, dobbiamo essere invece veementi, dobbiamo insistere. Quindi non è vero che il Consiglio Comunale di Nuoro non si deve occupare di questi temi, invece sì, si deve occupare di questi temi, perché riguardano, come diceva Sotto, i nostri figli, i nostri nipoti possono riguardarli dopodomani, ma non a lunga scadenza, ma anche a breve scadenza. Attenzione, casualmente si pratica, diciamo, quindi attenzione a sottovalutare i temi sociali, culturali, anche politici come questi, internazionali, perché ormai viviamo in un contesto globalizzato che ci può travolgere da un momento all'altro. Basta una crisi economica qualsiasi, no, petrolifera, qualsiasi, siamo tutti in nuovo giro. Quindi lo sappiamo, attenzione, devo dire anche sull'aspetto economico. Però qui non c'è politica. Qui c'è pietas umana, qui bisogna rimboccarsi le maniche, alzare la voce, votare tutti i documenti possibili e immaginabili, tenere la guardia alta. Noi siamo, io per me, personalmente sono contro, organizziamo altre situazioni, altri contesti, piazze, ulteriori, non vogliamo finché il governo italiano, e qui apro una parentesi, è imbarazzante doversi vergognare. Io ci sono canzoni ancora, una cosa italiana che si vergognavano, no? A livello di musica, di essere italiani, Capper, sto citando. È anche Battiato, cioè la povera patria, certo, anche se era riferita a un altro contesto, però il testo vale sempre, è applicabilissimo. Io vorrei smettere di vergognarmi, soprattutto su questi temi. Poi possiamo discutere sull'approccio economico, alla politica economica, no? ai servizi, alle altre cose. Però su questo, quando c'è un genocidio a poche centinaia, forse qualche migliaia di chilometri da noi, non muovere un dito oppure appunto assumere atteggiamenti ambigui anche contro la dura realtà. Qualcuno ha citato Google Earth, Google Maps,
porta a vedere la situazione come è mutata in pochi anni, anche se la storia ovviamente sappiamo benissimo che è lunga, però ciò che è accaduto in questi 2 anni è davvero sistematico e questa è la cosa grave, c'è un disegno preciso che noi dobbiamo contrastare. Allora grazie a voi, continuiamo così. Io mi esprimo anche subito sul voto, Presidente, così evito di intervenire, poi c'è anche il capogruppo con la sua dichiarazione di voto. Condivido totalmente questo documento, come ho condiviso il documento presentato dalla collega Irene Medi sulla cittadinanza, perché abbiamo il dovere di esserci e io vedo che Nuoro c'è. Grazie. Grazie consigliere Moro. Prego, consigliere Cattiva. Grazie Presidente. Giusto un'altra considerazione. Nel momento in cui vengo chiamato in causa, una considerazione da parte della consigliera Buffoni, che io vorrei, forse non è il termine esatto, forse non è il modo corretto, ma vorrei cogliere come assist, dato che si parla di sport, perché se Nelson Mandela dice anche lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare, penso che rifletta il pensiero che io ho espresso all'interno dell'ordine del giorno. Probabilmente l'errore c'è, come dice la consigliera Buffoni, ma penso che la sostanza non cambi. Sempre rivolgendomi alla consigliera Buffoni, donna di sport, come tanti altri, ripeto, in questa stanza, mi aspetto, cioè non mi aspetto, ma avrei pensato a una sensibilità diversa nei confronti dei valori che lo sport può dare, dei mezzi di comunicazione che lo sport può dare. Volevo fare giusto questa considerazione. Colgo la palla al balzo per farne un'altra, ringraziando il contributo di tutti i consiglieri che si sono espressi a favore, ringraziando il contributo di Francesco Albanese. Io ho votato ovviamente a favore. Mi rivolgo al consigliere Murgia, che ha parlato di boicottare i prodotti americani, e su sempre un assist vorrei fare una correzione al consigliere Murgia. Io parlerei più di prodotti statunitensi. Grazie. Grazie, consigliere Cattive. Prego, consigliere Said. Grazie Presidente, io devo dire la verità, non avevo intenzione di intervenire, anche perché il contenuto della posizione del nostro gruppo consigliare è stato espresso in maniera precisa e puntuale dalla consigliera Buffoni. Ora, non stupitevi se, nonostante le differenze che potremmo avere tra il pensiero di cui voi siete portatori e quello che esprimo io in questo Consiglio Comunale, ci possano allontanare. Ma io ringrazio ciascuno di voi per la partecipazione attraverso la presenza, attraverso le manifestazioni, attraverso l'impegno civile a favore di una causa, che è una causa della quale evidentemente la vostra partecipazione esprime adesione, e io devo dirvi, pur sotto alcuni profili, avendo opinioni diverse, rispetto e anzi ringrazio. Per quanto riguarda
Per quanto riguarda il contenuto invece dell'ordine del giorno, ho ascoltato con interesse i tanti interventi che si sono susseguiti nel corso di questo dibattito e vorrei spiegare perché il nostro gruppo voterà una parte dell'ordine del giorno e solo una parte dell'ordine del giorno, perché noi riteniamo che il nostro voto a favore debba essere dedicato a una soluzione di pace, lasciando da parte ogni retorica e propaganda di parte. Perché è un voto alla pace? Che prima la consigliera Melis diceva: da che parte state voi? Noi stiamo dalla parte della pace, dalla parte della diplomazia, e quando guardate, tanto io l'intervento lo concludo. Quindi sono disposto ad accettare critiche e contestazioni, di chiedergli la possibilità di potermi esprimere nel tempo che il regolamento mi consegna. E vedete, in questo ordine del giorno, al punto 2, si parla di azioni necessarie nei confronti dello statutario del governo affinché l'Italia sottoponga e spinga la comunità internazionale ad agire attraverso le azioni diplomatiche. È questo che dice l'ordine del giorno, che sicuramente una parte di voi ha condiviso, essendo la base di un documento poi approdato stasera in Consiglio Comunale. Ecco, la soluzione diplomatica è quella sulla quale noi esprimiamo il nostro voto favorevole, anche perché non ci è ben chiaro. Ascoltate anche un po' di critiche nei confronti del governo della Repubblica. Cosa dovrebbe fare il governo italiano? Spero nessuno di voi, nessuno di noi ambisca a un intervento militare del governo italiano contro Israele. Perché se è chiaro il percorso diplomatico per la soluzione del conflitto, mi è molto meno chiaro a quale impegno ulteriore sia chiamato il nostro governo. E certamente il presupposto sul quale poggia questo ordine del giorno, per quanto mi riguarda, non è condivisibile, nella misura in cui si afferma che una pace duratura in Medio Oriente può essere raggiunta solo attraverso la fine dell'occupazione e il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione. Non è solo. In questo atto non c'è una sola parola di condanna nei confronti di Hamas. Non c'è una sola parola di condanna nei confronti di Hamas. Ed è questa la ragione per la quale il nostro gruppo ha votato anche contro la mozione precedente legata al riconoscimento alla posizione della città. È un tema molto serio, davvero. Possiamo rimandare la contestazione a quello che dico. Non offenda la nostra intelligenza, finisca. Io estimo la mia opinione. Mi sarebbe facile richiamare la violenza degli scontri di oggi, invece vorrei rimanere in altre città d'Italia, e invece vorrei rimanere alla civiltà di un confronto che ci vede comunque pensare su alcune cose diversamente. E dicevo, proprio perché Francesca Albanese non ha espresso parole nette, chiare, di condanna nei confronti di Hamas, noi riteniamo che non sia meritevole della cittadinanza onoraria del nostro comune. E guardate, io non farò polemica relativamente a cosa il Consiglio Comunale dovrebbe, quali argomenti dovrebbe affrontare e quali no. Certo, parliamo del conflitto israelo-palestinese prima di aver ascoltato le dichiarazioni programmatiche del sindaco, ma è un tema importante. Io su questo concordo con il consigliere Moro. Allora, siccome c'è un emendamento a questo ordine del giorno in cui si impegna il Comune a cessare qualsiasi rapporto con i soggetti privati che si avvalgono di beni, servizi e lavori connessi direttamente o indirettamente allo Stato di Israele, noi avremo modo di interrogare il sindaco da qui a un tempo ragionevolmente breve per capire quali rapporti saranno stati interrotti con soggetti privati che si avvalgono di beni, servizi e lavori connessi direttamente o indirettamente
allo Stato di Israele, affinché il dibattito di oggi non sia solo una forma di confronto retorico per cui una volta che abbiamo sfogato le nostre idee torniamo a casa e ci occupiamo di altro, ma affinché i provvedimenti che vengono votati da questo Consiglio comunale abbiano delle conseguenze. E, ripeto, noi non vogliamo esprimere posizioni che creino divisioni, però vogliamo avere la libertà di esprimere il nostro pensiero, e il nostro pensiero è un sì a favore della pace ed è un no contro la retorica e la propaganda. Grazie. Allora, prima di tutto mi corre l'obbligo di precisare che il Consiglio Comunale affronta i temi che i capigruppo decidono di portare all'attenzione, quindi le chiederei, consigliere Saiu, laddove ne ritenesse che ci fossero dei temi più importanti, portare all'attenzione dei consiglieri capigruppo e quindi poi verrà calendarizzata come opportuno. Seconda cosa, accediamo alla richiesta che lei fa, come il regolamento, l'articolo 64 consente quindi che laddove vi siano degli ordini del giorno che recano più punti da votare, se 3 consiglieri, e non avrà difficoltà, io credo, a chiedere a 3 consiglieri di fare questa richiesta, procederemo al voto per parti. Okay? Passo la parola al consigliere Cicalò. Buonasera a tutti, cittadine e cittadini nuoresi, signor Sindaco, componenti della Giunta Comunale e colleghi consiglieri. Sarò molto breve. Gli interventi che sono stati sviluppati durante questa seduta consigliare sono alcuni condivisibili, molto condivisibili, altri meno, ma questa è la democrazia. Mi limiterò però a dire che nella mia qualità di consigliere posso manifestare la più ampia solidarietà al popolo palestinese, ma lo faccio anche come cittadino nuorese, italiano e del mondo. Che guarda nella pace l'unica soluzione possibile, una pace che deve essere fatta più presto, visto tutti i morti, tutti i danni che sono stati causati durante questo intervento militare, perché di questo stiamo parlando. Pertanto anticipo il mio voto favorevole all'ordine del giorno e così non potrebbe non essere. Concludo con una sola parola, 2 parole anzi, Palestina libera. Grazie. Grazie consigliere Cicalò. Prego consigliere Chessa. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti, signor Sindaco. Io vorrei riportare però la discussione dal punto di vista politico, perché è questo che siamo chiamati a fare. È notizia che 5 giorni fa in Campidoglio una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle non abbia portato l'approvazione da parte del PD per l'esposizione della bandiera palestinese fuori dal Campidoglio. Quindi io mi chiedo, il Comune di Roma è un comune che vanta più municipi, molto più grande quello di Nuoro e quindi un peso importante. Perché non c'è accordo nemmeno da quella parte? Non solo vediamo sonnambulismo politico da parte del nostro governo, è un ministro della difesa che ha dichiarato di non avere più interessi con le società esportatrici di armi, ma insomma fa anche il ministro della difesa in Italia e non prendono posizione. Mi chiedo come mai si verifica questa situazione anche tra il Movimento 5 Stelle e il PD. A questo punto però dico sì, è vero, la politica è faticosa, è dialogo, è confronto, ma voglio che la mia posizione sia netta, anche se sono da quest'altra parte del banco. Io voterò a favore di tutti i punti, compresa la cittadinanza concessa albanese, perché bisogna avere il coraggio di dirlo ad alta voce. From the river to the sea, Palestinians will be free.
Grazie, consigliera Chessa. Prego, consigliere Ferrelli. Grazie Presidente, sarò abbastanza breve, cerco di andare diritto al punto. Prima la consigliera Melis ha fatto un'introduzione che ritengo importante soprattutto educare. Perché dice da che parte state? Prima, tra i banchi dell'opposizione, qualcuno ha ricordato che questo non è il modo di approcciarsi, ma forse la consigliera Melis, anzi ne sono sicuro perché abbiamo condiviso con lei lo spirito della mozione prima e dell'ordine del giorno dopo, non chiede da che parte stiamo equiparando il genocidio che avviene in Palestina a una partita di calcio. Noi non stiamo dicendo, e non lo sta dicendo neanche Francesca Albanese, che Hamas è buona, che Israele è cattiva. Noi stiamo condannando un atto, non lo stiamo condannando noi. Noi stiamo prendendo e portando in questo Consiglio Comunale quello che la relatrice per le Nazioni Unite ha riportato all'interno del suo documento. Cito a proposito per il suo tramite Presidente, mi ricordo al consigliere Said, che tra l'altro apprezzo sinceramente insieme alla consigliera Buffoni per aver esposto la loro idea. Non è facile dover esporre la propria idea davanti a una forma che non pensa più voi. Ma riprendendo le parole di un partigiano di Pertini, non sono d'accordo con la vostra idea, ma darei la vita perché voi possiate spiegarla in bella. Quindi veramente questo lo apprezzo e sono convinto che siate anche, diciamo così, consapevoli di quelle che sono le conseguenze anche politiche. Questo lo apprezzo ancora di più. Tuttavia, alcune cose che avete detto, mi consentirete, non sono esatte. Nella relazione di Francesca, della dottoressa Albanese del giugno 2024, c'è un passaggio dove al secondo punto viene espressamente riferito che lei condanna i crimini di Hamas, condanna il 7 ottobre e che soprattutto richiede il rilascio immediato degli ostaggi. Questo vuol dire, ancora una volta, che la polarizzazione del dibattito politico in Italia ha raggiunto dei livelli assurdi. È tutto un noi contro qualcosa. Ci siamo forse abituati troppo al pallone e poco alle questioni complesse che il mondo di oggi ci richiede di analizzare con lucidità, dibattendo, non essendo d'accordo, per carità divina, penso che sia il sale della democrazia questo. Però, da che parte stiamo, riprendo la domanda della consigliera Melis, noi oggi stiamo dalla parte della verità o della menzogna? Noi oggi stiamo dalla parte del diritto internazionale o invece delle sue elucubrazioni all'interno delle sedi competenti a individuare i crimini di guerra? Perché questo riporta la dottoressa Marenti. Riporta che lo Stato di Israele, nei contesti che devono verificare il rispetto del diritto internazionale, distorce volutamente alcuni aspetti per propri interessi propagandistici. Lo diceva prima, non mi ricordo chi, il telegiornale aveva avviso di abbiamo bombardato un ospedale, però c'erano nascosti dei terroristi veri, e l'altra volta poi abbiamo bombardato le delegazioni degli ambasciatori, quindi del personale diplomatico, sì, ma erano vicino al confine, non si sa mai. Quello che voglio dire è che la complessità della situazione comporta necessariamente la valutazione del dato storico. È vero, non è iniziato nel 1948. I problemi tra i palestinesi, tra arabi, l'impero ottomano, anzi più correttamente, e popolazioni di religione ebraica iniziano alla fine del XVIII secolo. È altrettanto vero però che oggi noi non stiamo facendo una lezione di storia. Questo non vuol dire che non vada studiata la storia, questo vuol dire che dobbiamo essere in grado di condannare quello che succede oggi. Faccio un esempio abbastanza palese. Ruanda, fine anni 90, metà anni 90, siamo tra il 92 e il 94. Ruanda è lo scontro degli Hutu e i Tutsi. E gli Hutu massacravano i Tutsi e gli Hutu anche un po' moderati. Perché? Perché i Tutsi avevano, sotto il colonialismo belga, erano stati individuati secondo una fisionomia, quindi secondo logiche completamente razziali, razziste, direi quasi lombrosiane, erano stati individuati come la popolazione più adatta a governare il paese.
Quindi per un po' hanno gestito loro. Gli Hutu riescono a ritornare al potere e dopo avviene un massacro. Giustamente la comunità internazionale, in quel caso, soprattutto il Tribunale Speciale Penale per i crimini della Rwanda, non ha questionato, non si è messo a chiedere se effettivamente durante il periodo belga, ma non è che li avete stuzzicato un po' a questi. Cioè, quello che voglio dire è che la complessità dei fatti sociali si risolve in un modo, secondo me, secondo questo parere, segmentandola, dividiamo per pezzi i problemi sociali. Quello che sta succedendo oggi è un genocidio, sì o no, punto. Poi quello che è successo prima, per carità, c'è una complessità che richiederebbe assolutamente di essere approfondita, ma cosa stiamo approfondendo oggi? Stiamo insabbiando il genocidio, ci stiamo rendendo colpevoli, perché lo dicevo prima qualcuno dal pubblico, che gli ignavi erano peggio dei fascisti. Ed è vero, noi ci stiamo rendendo colpevoli, non condannando questo genocidio, del genocidio stesso, perché la comunità internazionale è composta dagli stati, il nostro Stato è composto da una repubblica, la nostra repubblica è composta anche dai comuni. Quindi sì, è un tema di questo consiglio comunale, lo diceva benissimo il consigliere quello prima. Come possiamo dire che la pietas non sia un tema della politica, ma di qualsiasi tipo di politica, ma pure della riunione di condominio? Quindi, quello che mi dispiace fortemente, questo sono sincero, è l'incapacità in questa sede di voler ragionare con testa e cuore e di stare ragionando secondo la testa del proprio partito. Perché se non ci fosse... E ripeto, questo senza nulla togliere, lo ripeto veramente, al coraggio che avete avuto a oggettivamente esporre la vostra posizione in un contesto che non è facile. Quello che è successo prima, mentre parlavo del consigliere Buffoni, soprattutto mentre ha parlato il consigliere Salini, un po' meno perché aveva già calmato la consigliera Buffoni, un po' ritira dalle folle, secondo me è sbagliato. Secondo me quello che è successo prima è sbagliato. Prima facevo cenno a un amico che qui non c'è necessità di silenziare chi è contro questa posizione. Facendo sempre il paragone e poi smetto, Presidente, perché ho promesso che ero veloce, però sono stato molto veloce prima, quindi non perdo un po' di tempo adesso. Facendo un paragone, non voglio far parlare chi è contrario a queste posizioni che noi tutti condividiamo, è un po' come la pena di morte per gli assassini. È la stessa identica cosa. Stiamo rispondendo a quella violenza verbale e non verbale che noi critichiamo, a quel negazionismo che noi critichiamo, negando loro la possibilità di esprimere il loro idea. L'esprimano, corretto. È tanto vero che noi rappresentiamo molto più probabilmente posizioni politiche vicine alle vostre. Tanto è vero che loro rappresentano le loro posizioni politiche. Però credo questo, Presidente, che sarebbe stato anche il suo compito un attimo cercare di calmare la situazione. Però capisco che non è facile. Lo so che questa cosa mi porterà fischi, mi diranno, però, ripeto, io ragiono con la mia testa, non con la testa del mio partito o con la posizione politica. Quindi, secondo me, tuttavia, tolta questa premessa di metodo, nel merito io sono allibito che in questo consiglio comunale ci sia qualcuno che non riesca a pronunciare la parola genocidio. Questo è uno degli elementi più gravi che mi dalla politica comunale. Detto questo, concludo. Grazie mille, Presidente, mi dichiaro voto favorevole del mio gruppo. Grazie consigliere Ferreri, credo che un po' tutti qui a turno abbiamo parlato di genocidio in un modo o nell'altro, quanto al fatto che poi il pubblico intervenga o il pubblico dica, io sono assolutamente a favore degli interventi del pubblico, non metterò mai il bavaglio alla gente e all'opinione della gente. Detto questo, è chiaro che in questo frangente cerchiamo di contenerli, ma non me la sentirei mai in un momento come questo, mentre si discute di un genocidio, per l'appunto, di dire fate silenzio. No, anche perché dire che non è un genocidio non è un'opinione. Questo deve essere. Consigliere Steffa, prego. Buonasera a tutti.
Buonasera pubblico. Io leggo, scusate ma io leggo perché l'emozione è forte. La questione palestinese rappresenta, diciamo, forse la più dolorosa, no, di questi anni e forse la più drammatica del dopoguerra, anche se qualcuno sostiene il contrario. Davanti a quanto sta accadendo non possiamo assolutamente restare indifferenti. È in corso una distruzione sistematica di un paese, di un popolo. Sta assumendo appunto contorni di un genocidio, come stiamo dicendo da qualche ora. Un genocidio programmato e organizzato. A pagare il prezzo naturalmente sono i civili, sono gli anziani e sono soprattutto i bambini. Il nostro gruppo condanna, diciamo, senza ambiguità questa forma di terrorismo, perché alla fine questo è terrorismo verso un popolo. Qua vengono violati quelli che sono i diritti umani e i diritti internazionali, rifacendoci anche al discorso precedente della consigliere di secolo. Quando parla appunto della dottoressa albanese, lei esprime molto chiaramente appunto che vi è una mancanza da parte degli organi internazionali di preservare questo popolo. Le azioni appunto di questo governo, no, del governo Netanyahu, stanno generando però un profondo e pericoloso, diciamo, sentimento di odio verso anche il suo popolo. Ecco, le azioni di Netanyahu stanno isolando Israele dal resto del mondo e questo diciamo, è una riflessione che dovremmo fare tutti, perché sicuramente la gran parte del popolo israeliano diciamo, non accetta la politica di Netanyahu, ma il problema vedete anche un altro. Il problema è che negli ultimi 20 anni il mondo diciamo, è governato da delle autocrazie, cioè il simbolo della democrazia in molti paesi, anche evoluti, viene meno. Ritengo che un paese come Israele, che si ritiene civile, dopo 6 mandati, come ricordato il consigliere Cuccini, non può essere definita una democrazia. Ecco. C'è qualcosa in questi paesi che si spalleggiano tra di loro per diciamo, governare e per diciamo, governare il mondo in base alle loro indicazioni. Quindi noi siamo in mano al momento, diciamo, rischiamo di essere governati da pochi uomini potenti che stabiliranno loro, no, la democrazia nel mondo. Ecco, questa non è democrazia, questa è autoritarismo. In questo momento diventa indispensabile appunto quindi alzare la voce. Ecco, il nostro popolo che fino diciamo a 2 anni fa era quasi diciamo aveva una visione molto sterile di quella che era la situazione all'interno di questo, diciamo, di questo piccolo lembo di terra. Da 2 anni a questa parte ci sentiamo coinvolti. Ecco, il silenzio, no? E l'indifferenza non sono più opzioni accettabili. Fino a 2 anni fa noi italiani eravamo abbastanza indifferenti a questo problema che vi era diciamo, in questo piccolo lembo di terra. Oggi stiamo vivendo invece, a causa di queste, diciamo, di queste devastazioni, di queste morti provocate appunto da Israele a Gaza, stiamo vivendo invece un momento di guerra, cioè un momento di conflitto, come italiani stiamo vivendo un momento di conflitto. Ecco, questo momento di conflitto diciamo, ci deve portare a superare tutte le censure che ci sono al momento nel nostro paese. Cioè noi siamo oggi qui a
esprimere chiaramente che stiamo vivendo, il popolo palestinese sta vivendo un genocidio. Il problema è che la stampa, i giornali e i social invece accusano noi che facciamo questi discorsi, accusano noi di antisemitismo. Cioè, come l'albanese viene accusata di antisemitismo perché non ha una visione chiara contro Hamas. Cioè, si vorrebbe che la dottoressa albanese esprimesse un chiaro, una visione netta nei confronti di un popolo che finora ha subito. Quindi noi anche oggi sventoliamo le bandiere, ma ricordiamoci che fino a pochi mesi fa, anzi fino a poco tempo fa, sbandierare la bandiera era un problema, perché ricordo un paese della Puglia, Putignano, durante il Giro d'Italia del 2025, in un palazzo è stata esposta una bandiera, d'accordo? Siccome però questa bandiera era visibile al passaggio del Giro d'Italia, si sono presentati la polizia, si è presentata la polizia chiedendo che questa bandiera venisse levata, perché c'era un problema di visibilità, cioè noi italiani non possiamo rendere visibile, no, ciò che è il nostro sentimento, e questo è un qualcosa di inaccettabile. Detto questo, io sono un fiero socialista e vorrei citare due passaggi che fece nell'81 e nell'83 Sandro Pertini. Disse questo: siamo sempre stati al fianco del popolo ebraico quando era perseguitato, ma gli ebrei sono stati perseguitati in Europa dagli europei, non dagli arabi. E finalmente dopo la prima guerra mondiale hanno avuto uno Stato. E dice Sandro Pertini, e dunque anche i palestinesi devono avere un territorio e una patria, altrimenti non vi sarà mai pace nel Medio Oriente. Cioè Pertini sottolineò l'importanza della giustizia e della pace nella risoluzione del conflitto israeliano e palestinese, evidenziando la necessità che tutti i due popoli avessero riconosciuto un diritto. Altro passaggio emblematico di come fosse una persona, dritta, che avesse dei sani principi legati alla giustizia sociale e alla libertà di pensiero. Disse questo durante un suo discorso. Figuriamoci, nell'83, guerra fredda, Stati Uniti, URSS, stava per scoppiare, quello che c'era un momento storico anche molto più complesso dell'attuale. Nel suo discorso, dove parlava appunto del fatto che bisognava in qualche maniera destinare le risorse economiche non alla guerra, ma al sostentamento e al welfare, oggi definiamo, no? Dare aiuto ai più poveri. Disse e fece un discorso interessante, dove lui, parlando di due campi profughi palestinesi, erano Sabra e Shatila, si trovavano in Libano. Questi due campi palestinesi nel 1982 furono attaccati da dei miliziani libanesi con la complicità però di militari israeliani. Si scoprì attraverso una commissione, la commissione Canaan, che il governo istituita dallo stesso governo israeliano su pressione anche delle organizzazioni internazionali. La stessa commissione si stabilì che il loro ministro della difesa ebbe una responsabilità personale in questo massacro e raccomandò la rimozione dell'incarico, cioè la commissione stabilì che il loro non il loro primo ministro, ma il ministro della difesa, all'epoca era, ce lo possiamo dire, era Sharon, diede l'ordine e l'incarico di effettuare questo massacro.
testualmente Pertini disse: il responsabile di quel massacro orrendo è ancora il governo e quasi fa baldanzoso di questo massacro fatto. È un responsabile di cui dovrebbe essere dato il bando della società. Cioè, in altre parole, Sandro Pertini dice chiaramente che questa persona non dovrebbe neanche stare all'interno, diciamo, della società appunto del popolo ebraico, ecco. Quindi andò oltre, cioè un Presidente della Repubblica che afferma con coraggio che questo signore qui, che era il ministro della difesa, dovesse essere, diciamo, allontanato addirittura dalla società. Il Presidente concludeva il suo diciamo, saluto, no? Perché stiamo parlando questi di interventi fatti da Pertini a fine anno, cioè durante il saluto di fine anno a reti unificate. Cioè qui dobbiamo dare importanza anche al momento storico. Cioè Pertini qua disse chiaramente: signori, qua c'è qualcuno, no, del popolo israeliano che sta commettendo delle nefandezze, cioè sta uccidendo. Ora, noi invece abbiamo un governo, il governo Meloni, che invece ancora oggi non ha, diciamo, la forza, oppure non ha, diciamo, anche la struttura, ecco, non ha la struttura. Il nostro primo ministro non ha la struttura, a differenza di Pertini, no, non ha una struttura storica, non ha una struttura storica per dire chiaramente che questo è un genocidio. Allora, io finisco qua e naturalmente dopo tutto questo non posso che dire che riconosco e riconosciamo lo Stato della Palestina. Per un attimo ho avuto la sensazione che dovessimo chiedere la cittadinanza anche per Pertini. Grazie consigliere, si scherza pure in un momento come questo. Grazie consigliere, e ricordo al pubblico, quindi alle persone che dovranno intervenire, che lo faremo adesso, andrà a chiudersi il dibattito perché oramai mancano veramente pochi interventi, dopodiché 2 massimo 3 interventi qui in consiglio, andremo in sospensione dei lavori, almeno formalmente, e vedremo chi interverrà. Prego, consigliera, voi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Saluto anche il numeroso pubblico che, nonostante la lunghezza di questo Consiglio, resiste. Io non mi addentrerò in discorsi di geopolitica o politica internazionale, anche perché non sarebbe questa la sede. E sono intervenuta perché vorrei ribadire il mio no al genocidio, perché credo sia importante dirlo in questa sede oggi, e ammettere che quello che sta succedendo e sta accadendo è un genocidio. Però non abbiamo altrettanto utilizzato altrettanto la parola pace. Questo è quello che noi dobbiamo dire. Vogliamo la pace. Anche perché la pace, è vero, si può, come dire, scrivere, ricordare nelle risoluzioni, ma forse bisognerebbe anche cercarla. E non è interrompendo o bombardando i corridoi umanitari che si cerca, non è neanche uccidendo i medici che vanno a portare il loro aiuto in Palestina. Noi oggi abbiamo visto all'inizio del Consiglio, prima di aprire il Consiglio, tanti bambini che cantavano gioiosi, cantavano liberi. Giusto per riprendere un po' il discorso del consigliere Zedda, vorrei ricordare che viviamo in uno stato dove non è più libero manifestare, non si può più manifestare liberamente. Quindi quei bambini che oggi hanno cantato prima dell'apertura del nostro consiglio volevano anche portare la voce dei bambini palestinesi che in questo momento invece non hanno più una casa, non hanno più dei genitori, vivono con la paura costante di morire. E forse questa è una cosa che ci dobbiamo dire, ci dobbiamo ricordare, perché sono cose che noi oggi diamo per scontate.
E magari i bambini oggi non hanno neanche consapevolezza, no? Di quello che è davvero. È giusto che noi li coinvolgiamo, è giusto che noi li consapevolizziamo oggi. Però mi auguro davvero che la pace sia davvero raggiunta al più presto e che le violenze siano bloccate in un modo o nell'altro, però ci vuole determinazione per fare questo e mi auguro davvero che il nostro governo e tutti gli altri governi abbiano più determinazione nel perseguirla, perché questa purtroppo, ahimè, forse ogni tanto manca. È il valore delle persone, delle vite umane che non dobbiamo dimenticarci. Ecco, noi oggi qui, approvando, votando a favore di questo ordine del giorno, non diciamo solo no al genocidio, diciamo anche sì alla vita. Grazie consigliera Poetu. Ci sono altri interventi in fase di discussione? Consigliere, lei già è intervenuto. Consigliere, lei già è intervenuto. Non è un intervento, era semplicemente per dire che sarei d'accordo a votare per giunti. Lo sta facendo. Mi ha fregato, ha fatto l'intervento. Quindi abbiamo 3 consiglieri per cui andremo a votare l'ordine del giorno per punti. Allora, se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la fase della discussione, poi avremo, e vi prego di essere molto brevi in dichiarazione di voto perché insomma il dibattito è stato abbastanza lungo e interessante. Io farei intervenire, considerando questa una sospensione dei lavori, farei intervenire quindi in rappresentanza del pubblico, non so quali associazioni abbiamo con noi. Prego. Prego, qui le chiedo la gentilezza di lato, Domenico, di lato, l'altro lato, a 2 lati. Allora, le chiedo la gentilezza di presentarsi, di presentare quindi l'associazione che rappresenta. Di avrare la parola. No. Così gliela do io. Ecco qua, prego. Allora, io mi chiamo Graziella Boi e sono rappresentante dell'Assemblea contro questa guerra, che come è stata già presentata stamattina, è comandata da diversi gruppi, associazioni e da moltissimi cittadini che non fanno parte di nessun schieramento politico. Avevo preparato un intervento d'accordo con gli altri componenti del gruppo, molto semplice, nel quale vi chiedevo un rilancio di queste decisioni di oggi per nuovi obiettivi. Però penso che sia opportuno fare una piccola puntualizzazione su quello che ho sentito qua oggi, perché io sono molto d'accordo con la consigliera che ha parlato prima della questione della Lega, sul fatto che, e chiedo anche scusa se noi siamo stati un po' così turbolenti e abbiamo un po' manifestato questo dissenso, perché credo che sia giusto rispettare le opinioni degli altri quando sono basate su dati oggettivi, quindi su dati veri, su dati concreti. Sono anche d'accordo quando si dice che abbiamo assistito a un'esposizione unilaterale delle situazioni, anche questo è vero. Noi sono circa 2 anni che assistiamo a un'esposizione unilaterale dei dati, perché non si è parlato di ciò che è successo realmente, di cosa sta succedendo realmente, lo sappiamo tramite i social, non lo sappiamo sicuramente tramite le televisioni pubbliche, e quindi è vero, c'è stata un'esposizione unilaterale e ci siamo basati moltissimo sulla propaganda di Israele, perché in realtà non ci sono prove concrete su quello che è successo il 7 ottobre, non ci sono prove concrete sugli stupri, sulle uccisioni di bambini e su tutto quello che Israele ha creato come pacchetto del 7 ottobre.
Infatti è un dato certo che Israele non fa entrare a Gaza e in Palestina i giornalisti e che i giornalisti che hanno presenti sono stati tutti uccisi. Chiunque di voi ha un po' di esperienza, io ho molta esperienza, sa benissimo che in tutte le situazioni di guerra sono stati i giornalisti a riportare la realtà, non lo Stato che faceva la guerra. Quindi io vorrei capire su quale, di cosa ci stiamo, su cosa ci stiamo basando, su quale verità, su quali dati concreti. Voglio riportarvi alcune notizie che noi sappiamo perché seguiamo la cosa da tanto tempo e la seguiamo dalle fonti che sono informate e non sono strumentalizzate. Allora, c'è da dire che è vero, si contesta la Francesca Albanese anche per un motivo molto importante, che non ha mai avallato il report che Israele fa su quello che è successo il 7 ottobre. Non l'ha mai avallato perché non è vero. Non sono successe le cose che Israele dice. Quello che invece noi sappiamo per certo, per documenti certi, è che Israele sapeva dell'attacco del 7 ottobre perché è stata avvisata dai servizi segreti egiziani. Sappiamo che non è intervenuto subito, ma ha aspettato 3 ore per intervenire, quindi nonostante sapesse che ci sarebbe stato un attacco il 7 ottobre, non ha impedito il raid dei ragazzi vicino al confine e non ha preso non ha fatto nessun tentativo di arginare l'attacco, ok? Diciamo che abbiamo un po' così la sensazione e pensiamo che abbia deciso di strumentalizzare l'attacco, perché interviene dopo 3 ore, dopodiché piano piano queste cose stanno venendo fuori dalle indagini che si stanno facendo gli stessi israeliani, cioè gli stessi israeliani stanno facendo queste indagini, perché vogliono sapere la verità. E molte vittime del 7 ottobre sono vittime di fuoco amico, cioè sono vittime dell'esercito dell'IDF, non sono vittime solo esclusivamente fatte da Hamas, che sono venute sotto il fuoco di Hamas. Ok, poi volevo ricordare anche un'altra cosa. Volevo ricordare che il diritto di difendersi, come già stato detto, include anche la lotta armata. Quando uno Stato viene invaso, ha diritto a difendersi anche con la lotta armata. La stessa cosa che abbiamo fatto noi contro lo Stato fascista, contro l'occupazione nazifascista. E quando parliamo di Fosse Ardeatine non parliamo della banda, del gruppo di soldati che sono stati aggrediti, per cui è stato fatto l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Parliamo delle Fosse Ardeatine. Eppure quelle persone sono morte, ma erano soldati, sapevano che stavano andando incontro a un certo tipo di rischio, perché erano soldati. Però noi quello che ricordiamo sono tutte le vittime di quella strage lì. Volevo ricordare anche che nelle carceri israeliane ci sono migliaia di palestinesi, buona parte dei quali non hanno un'imputazione, ci sono bambini nelle carceri israeliane, ci sono bambini anche di 6 anni nelle carceri israeliane. Adesso vorrei ritornare a quella che era la mia esposizione iniziale, dove io vorrei dire questo, che questa cosa che oggi voi state discutendo, che spero approviate, spero l'approviate a maggioranza perché effettivamente è importante, volevo dire che questa cosa è già superata, perché noi abbiamo presentato questa mozione il 14 di luglio e poi sono successe tutta una serie di altre cose, per cui l'azione che bisogna fare è molto molto più incisiva di quella che stiamo facendo noi oggi. E mi rivolgo, questa voleva essere un po' una polemica, ma mi sembra di essere stata già abbastanza polemica, comunque mi rivolgo a chi non ha bisogno di definire che cos'è un bambino o una bambina. Quindi noi in Sardegna abbiamo una situazione abbastanza importante per quanto riguarda il genocidio di Gaza, perché abbiamo la possibilità di fare la differenza, in quanto da noi esiste una fabbrica di bombe che in questo momento sta operando senza le autorizzazioni regionali, per cui la regione Sardegna, con un semplice atto amministrativo, potrebbe bloccare quella fabbrica, se solo lo volesse. La regione Sardegna ha posto nella società della Ricordioli
Sardegna, quindi se volesse potrebbe utilizzare il suo reso commerciale, diciamo, per chiedere che vengano interrotti i voli charter che arrivano da Tel Aviv, che sappiamo benissimo portano militari dell'esercito IDF, esercito su cui pendono un'accusa di crimini di guerra. Quindi non è che diciamo, stiamo parlando dei turisti che stanno venendo a fare la vacanza, sono turisti che stanno venendo a fare la vacanza che hanno fatto dei crimini di guerra. Quindi penso che la Regione Sardegna potrebbe intervenire per bloccare questa tratta, e questa è un'azione che dovrebbe fare la politica nuorese, una politica di tutta la Sardegna. E poi un'altra cosa che noi dobbiamo chiedere, che dobbiamo rilanciare, e che chiediamo che voi insomma facciate leva sulla Regione Sardegna perché attivi tutto quanto è nelle prerogative del Consiglio regionale, affinché si limitino al massimo le esercitazioni militari in tutte le basi che sono presenti in Sardegna, che vengano utilizzate per quello che può essere utile a un'azione di pace. Quindi non sicuramente per permettere a eserciti di addestrarsi, soprattutto eserciti che commettono crimini di guerra, e soprattutto a quello israeliano. Scusatemi, io non sono abituato a queste cose qua, quindi sono un po' emozionato e mi sono scritto due cosettine da dire. Mi rifaccio all'intervento della consigliera. Le chiedo solo di presentarsi perdonatemi, sono in rappresentanza di un comitato libero contro la guerra. Dicevo, ho scritto due cose, mi perdonerà anche il consigliere Said, sono uscito così sul intervento, ma sono sicuro che la direzione fosse più o meno come quella della Buffon. Non ho potuto ascoltarlo, mi dispiace, mi scuso. Mi sono scritto due cose perché spero di essere chiaro, almeno leggendo quello che ho scritto. Quindi definire la bandiera palestinese come un simbolo divisivo significa cancellare con una frase molto superficiale la storia di un intero popolo che da decenni resiste all'ingiustizia, perché la Palestina non è Hamas, come l'Italia, e la bandiera italiana non rappresenta la mafia e la bandiera dei quattro moni non rappresentava i sequestratori. La Palestina è fatta di uomini, donne e bambini che da oltre 77 anni vivono sotto occupazione, privati della libertà, della loro terra e della loro dignità. Esporre quella bandiera, quindi, non è un atto di propaganda, è un atto di solidarietà verso chi lotta per la sopravvivenza dei diritti che ogni essere umano dovrebbe avere. Esporre quella bandiera significa dire basta a tutto questo. Significa riconoscere che un popolo intero non può essere condannato a vivere come se la sua esistenza fosse un crimine. Significa ricordare che la Palestina è resistenza civile, è cultura, è identità, è musica, è poesia, e che il diritto alla libertà non può essere negato con l'alibi della lotta al terrorismo. Non è vero che sostenere la Palestina significa essere contro Israele o contro l'Occidente o contro i suoi principi. È vero proprio l'esatto contrario, significa scegliere di essere dalla parte della giustizia, dei diritti umani e della pace. Perché la pace non nascerà mai dall'occupazione, né dall'allentamento di un popolo, ma solo dal riconoscimento reciproco e dalla fine dell'oppressione di Israele contro i palestinesi. Questa poi è una mia considerazione ancora più personale. Io non metto in dubbio la vostra sensibilità assolutamente come persone. Io penso, come qualche altro consigliere ha detto, però che prendere queste decisioni solo dal punto di vista politico sia semplicemente sbagliato. Grazie a tutti per la possibilità. Allora, abbiamo detto quindi anche in relazione al tema che avremo concesso 2 o 3 interventi in rappresentanza. Quindi, come siamo con questi interventi? Sì, ma lei mi stava chiedendo... Vabbè, così bestisce, non ha problemi. Presidente, chiedo scusa, però quando si vanno a parlare è importante che si qualifichino, che riusciamo a capire chi sta dicendo. Sì. Scusi, mi chiamo Giovanni Borgo, scusate. Allora, cerchiamo di mantenere
di mantenerci nei binari di un consiglio comunale che quando sono intervenuti ho chiesto che si presentassero. Stiamo facendo uno strappo alla regola data l'eccezionalità del tema e in accordo con gli altri consiglieri che hanno acconsentito a questo rimaniamo dentro i tempi, rimaniamo dentro, diciamo, la formalità di un consiglio. Quindi prego. Però Francesco, se anche fossero più di 3, ragioniamo, non è che è un dibattito. Io non lo limiterei. Grazie. Prego. Mi presento, sono Andrea Carroni. Mi occupo di teatro, mi occupo di insegnare ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze. L'anno scorso ho insegnato a scuola e da qualche insegnante mi è giunto un consiglio. A scuola non si parla di politica. Io non ho la cattedra, quindi sono un esterno e quindi ho parlato di politica. Per me è importante in questo momento storico ricordare a tutti e a tutte che la neutralità quando si parla di giustizia e umanità è già una colpa, che cercare ancora giustificazioni a circa i 680.000 morti uccisi secondo il The Lancet, una rivista molto importante di medicina, di cui 380.000 bambini e bambine, secondo le ultime statistiche appunto, non solo non possono essere considerate opinioni tollerabili, ma andrebbero denunciate, punite e sanzionate. In un sistema democratico, infatti, se viene definito democratico, affermazioni di tipo nazifasciste, e no, non ho paura di usare questi termini, non dovrebbero essere tollerate, perché la tolleranza come la libertà hanno comunque un limite, e che non è dettato né da me né da questa o da quella fazione. La libertà, il limite della libertà e della tolleranza dovrebbe essere dettato dai diritti fondamentali dell'uomo, il primo fra tutti il diritto alla vita. Mi preme ricordare, infatti, che in quanto persone privilegiate, tutte noi, è nostro compito e il nostro dovere morale, etico e civile prendere posizione di fronte alle ingiustizie e in questo caso di fronte a un genocidio e farcene carico nei limiti delle nostre possibilità. Infatti, la mia possibilità come libero cittadino è quello del boicottaggio, della decostruzione personale, quindi chiedermi che cosa vuol dire essere uomo qui, oggi, dalla sensibilizzazione e soprattutto allo studio, cioè l'educazione è quello che dovrebbe salvarci da una deriva, un'educazione che ci dovrebbe donare un senso critico, è un senso critico che dovrebbe non farci cadere nei tranelli della propaganda, portati avanti da qualche sionista e qualche fascista, che non provano nessuna vergogna a portare avanti narrative razziste e deumanizzanti nei confronti del popolo palestinese. E questa propaganda ha dei nomi: Paolo Mieli, Enrico Mentana, Maurizio Molinari, Italo Bordino e uno fra tanti, Matteo Salvini, che qualche giorno fa è stato invitato nello stato occupante sionista di Israele e ha dichiarato che noi, la gente comune, la gente che protesta più che altro, non sa nemmeno per che cosa sta protestando, ci crede proprio tutti scemi, che il vero problema è il terrorismo islamico e che lo Stato di Israele ha il diritto di difendersi. Ecco, questo personaggio continua impunito a sputare su più di 20.000 bambini e bambine uccise, o meglio, quelli che hanno un nome e un cognome, perché poi sono più di 360.000 quelli stimati e di cui forse non sapremo mai le generalità. Generalità che le forze di polizia continuano a chiedermi ogni qualvolta indosso una keffia o sventolo una bandiera della Palestina, come se io fossi il soggetto pericoloso, io il soppressivo, io il terrorista.
Terrorista come gli attivisti di Palestine Action in Inghilterra, arrestati e perseguitati con le stesse accuse mosse a chi fa parte dell'ISIS. Non sono però terroristi i lobbisti delle armi, non sono terroristi gli europarlamentari italiani come Elena Donazzani, che si incontra periodicamente con MBDA, il più grande costruttore di missili europeo, con Fincantieri, con la European Organization for Security, con l'AIAB. Insomma, non è considerata terrorista nemmeno la Leonardo Spa, che rende l'Italia la quinta produttrice di armi del mondo. La bandiera della Palestina oggi è il simbolo della lotta intersezionale della società civile. La bandiera palestinese parla di anticapitalismo, di anticolonialismo, di antirazzismo e si fa carico di tutti i genocidi del mondo, primo fra tutti quello della Repubblica Democratica del Congo, in cui in circa 30 anni sono morte più di 15 milioni di persone, con la complicità del Ruanda, spalleggiato niente poco di meno che dagli Stati Uniti d'America, il principale fautore di più del 60% delle guerre nel mondo. La bandiera della Palestina parla dei morti uccisi in Yemen, in Sudan, parla di islamofobia, delle istanze della comunità LGBTQIA+, della comunità queer, la cui oppressione negli stati islamici e musulmani è utilizzata per giustificare politiche anti-islamiche qui. Come se noi qui nel civilissimo Occidente non fossimo omofobi, sessisti e macisti. La bandiera della Palestina parla infine, come ha detto qualche consigliere, di resistenza. La stessa resistenza che ci siamo dimenticati ha liberato il nostro paese dal fascismo, e non solo con le parole. Io sono d'accordo con lei dicendo viva la pace, basta la guerra, ma il fascismo ha suoni di colpi di fucile. E lo so, è un discorso che va un po' accettato anche questo. Eppure come se vivessimo in uno dei libri più distopici, no? Fahrenheit 451, eppure qui in questo mondo Charlie Kirk, un fascista, suprematista bianco, razzista e omofobo, ucciso, guardate bene, da un repubblicano, non dalla sinistra radicale, con un colpo di fucile in gola, è ora motivo di discussione e di divisione addirittura, perché qualcuno cerca ancora di dirmi che dovrei avere pietà. Io non lo so, sarò perché sono giovane e ho gli ormoni un po' così, però pietà per chi? Per qualcuno che tutta la sua vita, come Netanyahu, non ha fatto altro che seminare odio e violenza. Pietà per chi? Io gioirei se domani Netanyahu finisse in cella. Io gioirei se Netanyahu finisse in cella e fosse visitato ogni giorno da 20 palestinesi a cui è stato tolto tutto, la dignità, la famiglia e il futuro. E infatti voglio lasciarvi con un quesito, una domanda. Che limite ha la tolleranza? Che limite dovrebbe avere la tolleranza? È giusto aprire il dialogo, come diceva il consigliere Ferreri, a qualcuno che potrebbe essere definito nazista e fascista? Cioè il dialogo a chi dovrebbe essere aperto? Con chi dell'intolleranza ha fatto il suo pane quotidiano? Io lascio questa domanda aperta così. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi?
Vabbè, io ho parte del suo gruppo che ha organizzato la mozione, quindi non ripeto Voi siete ripresentati? Ah? Dove siete? Non mi presento, questo hanno composto della radunanza, e quindi a parte del suo gruppo va bene, non ripeto tutto, però io voglio esprimere un complimento a questa bella posizione comunale e non mi merita che siete voi sensibili a questo problema, che è una posizione comunale di questo popolo, di questo popolo sacro. E chi è l'uomo di questo popolo poter comprendere il problema palestinese? Chi è un popolo come il nostro, che non siamo numeri di questa terra? Non abbiamo questa lingua, non abbiamo storia, non abbiamo una scuola nostra, abbiamo una scuola anziana che entriamo, come per me scapita espressa per la mia, entriamo in Sardana che simbolo centurione. Chi è quindi può comprendere sul problema del popolo palestinese? Chi chiede essere rapinato o spero che insomma anche limitare la terra? Esiste bene che un popolo per la terra non esiste, un popolo per la terra è scancellato, un popolo per la terra è un popolo che non è escluso e che quindi tutto si vota in qualche maniera di questa terra sua. Beh, noi pensiamo che questo succeda solo che sia guerra, ma io non mi chiedo per una remetta su questa cosa, ma puramente solo a sparare la radiazione Simon Mossa in realtà sul genocidio non si apre solo che sia guerra, però sul risultato escluso per cancellare un popolo. Bene, allora, se non ci sono altri interventi dal pubblico, consigliera, lei è intervenuta, è già intervenuta. Mi sembrava doveroso fare come una conclusione. Le do qualche minuto, ma No. la prego non faccia come prima che è rimasta 20 minuti. Prima pensavo fosse più. No, prego. Posso? No, io volevo anche a nome del consigliere Carcassi, del consigliere Coda e del consigliere Cattive, volevo esprimere la nostra soddisfazione per l'intenso e importante dibattito che si è sviluppato. Vi do alcuni numeri per far capire la rilevanza dell'incontro. Su 25 consiglieri sono intervenuti in 20. 4 notizie interventi da parte del pubblico. Io credo che per questo Consiglio Comunale sia un punto molto rilevante e importante. Abbiamo portato all'attenzione della comunità nolese un tema sensibile e un tema di grande rilevanza. E voglio chiudere solo con due osservazioni, che oggi è in corso all'Assemblea dell'ONU una grande discussione e dibattito perché altri 10 paesi, stati membri, riconosceranno lo Stato di Palestina. Dunque diventeranno 158 su 193. E questo dice che globalmente il mondo sta riconoscendo il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e il diritto ad avere la sua terra. E chiudo infine ricordando che oggi non è stata né propaganda, né simpatia, né retorica. Io credo che oggi la città di Nuoro, per la sua stragrande maggioranza, abbia espresso due concetti: vicinanza totale al popolo palestinese e contro le politiche, le politiche palestinesi di distruzione e di annichilimento, israeliani di annichilimento e di distruzione del popolo palestinese, contro le politiche genocidie che noi non abbiamo paura di usare.
Per cui veramente credo che tutti noi, ma soprattutto il pubblico presente, oggi ci abbia dato e ci siamo dati una dimostrazione che su temi sensibili di rilevanza fondamentale mondiale per il bene e la pace nel mondo siano assolutamente necessarie, anche col sostegno e la pressione del nostro Consiglio Comunale. Grazie anche a noi. Grazie consigliera Lisetta Bidoni, anche perché mi dà la possibilità di dire che questo Consiglio, per parte di tutti coloro che la compongono, è evidentemente un luogo democratico di confronto e oggi lo sta dimostrando, aprendo le porte alla città e agli interventi dei cittadini, sicché si possano considerare sempre qua benvenuti e questa casa appunto di tutti i nuoresi. Adesso se non ci sono altri interventi, quindi li abbiamo chiusi, andiamo in dichiarazione di voto, per cui apriamo questa fase. Vi ricordo quindi due cose. La prima, che primariamente voteremo la modifica al punto 3 dell'ordine del giorno, successivamente, stante la richiesta di 3 consiglieri, voteremo per punti l'ordine del giorno. Possiamo, Presidente, per essere più veloci, 2 6 insieme e poi tutto il resto, senza doverli enumerare uno per uno. No, a quel punto li devo chiamare, cioè a quel punto devo chiamare al voto i singoli. Ci sono altri interventi, quindi dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Mossa. Signor Presidente, prima mi sono dimenticato del sindaco, ma lui sa che lo penso costantemente, quindi mi scuserà, signore della Giunta e il pubblico che pazientemente ci ha ascoltato. Il gruppo del Partito Democratico, dei riformisti del Partito Democratico, vorrebbe spendere una manciata di secondi per spiegare le motivazioni della loro dichiarazione di voto. E vogliamo farlo perché crediamo decisamente nel principio che la storia sia maestra per l'uomo e quindi per il futuro, possa guidare il nostro futuro. Per esempio la storia insegna che il rispetto per la diversità e la tolleranza sono essenziali poi per costruire società pacifiche e prosperose. E quindi imparando dall'esperienza del passato possiamo evitare di ripetere errori tragici e creare magari un futuro migliore. Invece oggi purtroppo andiamo, richiamando alla memoria fatti purtroppo tragicamente noti, osserviamo un parallelismo storico tragico e doloroso tra una strage nazifascista che a scuola non è stata propriamente insegnata approfonditamente, e mi riferisco alla strage di Sant'Anna di Stazzema, e vediamo un parallelo col genocidio del popolo palestinese per le gravi violazioni dei diritti umani e per le atrocità commesse contro popolazioni civili inermi. Si parla di azioni militari, ma le azioni militari in realtà sono rivolte contro obiettivi militari, e se ne parla falsamente qua, perché in entrambi i casi sono stati colpiti i civili a Sant'Anna di Stazzema, esattamente come sta succedendo in Palestina. E quando si colpiscono i civili le azioni sono sempre sproporzionate, non può mai esserci una proporzione, perché non c'è un obiettivo militare da colpire. E quindi succedono gli sfollamenti, le morti, la distruzione di infrastrutture come gli ospedali e i campi profughi, con la scusa che magari sono basi operative di terroristi. Che è esattamente la stessa logica usata dai nazifascisti, che ragionavano più o meno semplicisticamente in questo modo. In mezzo a voi ci sono dei partigiani, anzi dei banditi, come erano chiamati i partigiani. Perciò noi uccideremo tutti voi e a caso uomini, donne e bambini, perché se non siete banditi lo diventerete. Anche questo è successo in Palestina. Gli stessi israeliani, con la loro repressione militare atroce, con il loro genocidio, hanno creato Hamas. E non può sfuggire il fatto che la strage di Sant'Anna di Stazzema avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre il conflitto israelo-palestinese è un conflitto dove non si confrontano per l'appunto
appunto 2 eserciti. Abbiamo invece un caso dove ci sono azioni militari di uno Stato contro un popolo, un gruppo militante e contro la popolazione civile, cosa che lo rende ancora più odioso. Come anche a suo tempo lo Stato nazista decise e perpetrò lo sterminio dei civili ebrei. Ma evidentemente con dispiacere, con delusione, con profondo disgusto dobbiamo concludere che la storia non insegna a tutti, evidentemente insegna solo ad alcuni, selettivamente. E sicuramente non ha insegnato niente a quel ministro dello Stato italiano che ha sostenuto che uno Stato palestinese non esiste e pertanto non può essere riconosciuto. E allora questo è il motivo per cui noi annunciamo con profondo compiacimento il nostro voto positivo. Riformisti e Partito Democratico insieme appunto a favore dell'ordine del giorno. E questo perché la storia continui ad insegnarci. Grazie. Grazie consigliere Mosca. Prego consigliera De Ambrosis. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Intervengo oggi con grande senso di responsabilità e rispetto verso un tema che indubbiamente tocca le coscienze di tutti. La guerra, in ogni sua forma, è una tragedia che colpisce innocenti e distrugge popoli, culture e vite. È giusto e umano esprimere solidarietà a chi soffre, condannare ogni crimine di guerra e ogni atto di violenza indiscriminata. Nessuno in quest'Aula può restarne indifferente. Tuttavia, è doveroso ricordare che questo Consiglio Comunale non ha competenze in materia di politica estera. Le dinamiche internazionali, per quanto gravi e coinvolgenti, non possono essere affrontate con strumenti che non ci appartengono istituzionalmente. Il nostro ruolo, come amministratori locali, è quello di occuparci dei bisogni concreti della nostra comunità. Ed è proprio questo il punto, a mio avviso. Mentre oggi ci troviamo a discutere una mozione che sicuramente e certamente è di grande valore umano, ci sono atti prioritari e rilevanti per la città che vengono messi in secondo piano. È vero, come ha ricordato il Presidente, che la conferenza dei capigruppo ha scelto e deciso che oggi si celebrasse questo Consiglio Comunale e ha scelto e deciso l'ordine del giorno. È vero anche però che aveva scelto che il 26 di questo mese venisse celebrato un Consiglio Comunale che avesse ad oggetto tutte le altre mozioni presentate sposate anche dai cittadini, ma a firma dei consiglieri comunali, tanto di opposizione quanto di maggioranza, e in realtà questo Consiglio Comunale non si terrà. E quindi noi oggi abbiamo diverse mozioni che riguardano il nostro territorio e che quindi io su questo invito tutta la cittadinanza a partecipare con la stessa forza, con lo stesso entusiasmo anche alle prossime mozioni, perché è importante la partecipazione della cittadinanza ed è importante che vengano aperte le porte alla cittadinanza anche per quello che saranno poi le discussioni delle mozioni che attengono al nostro territorio. Io vorrei ricordarvele, perché magari i consiglieri qui presenti sanno perfettamente di quello di cui parlo, magari i cittadini non sanno che ci sono altre mozioni. Ad esempio abbiamo delle mozioni che sono volte all'introduzione del cosiddetto salario minimo negli affidamenti di appalto e nelle concessioni del comune. Abbiamo delle mozioni. Bene, mi fa piacere che lo Stato sia veramente contenta di questo. Le devo solo ricordare che non sono, non sindaco su quello che viene detto perché sono grande rispettoso dei principi democratici, ma devo ricordare che siamo in fase di dichiarazione. Sì, ma infatti io ho deciso di farlo nelle dichiarazioni di voto, non l'ho fatto casualmente questo discorso, in questo momento. Lo potevo fare prima, ho scelto legittimamente di fare queste dichiarazioni di voto. Quindi allora non elenco le mozioni che ci sono, perché qui le conosciamo tutti, inclusi i cittadini. Prego, consigliera, questo... No, rispondevo giustamente alla cittadinanza, non le elenco perché non voglio annoiare e tediare nessuno. Ricordo però che una di queste mozioni indica precisamente una scadenza che potrà portare a questa città delle risorse concrete. Quindi io ovviamente non voglio minimizzare il dramma umano, ritengo però
che a questo dramma umano bisogna dare delle risposte attraverso strumenti concreti di intervento, non attraverso delle decisioni che sono più che altro simboliche, per quanto, a mio avviso, importanti, per quanto io non discuto sulla presenza di noi tutti oggi qui, discuto però sul fatto che forse bisognava ed era doveroso discutere anche di tutte le altre emozioni che attengono al nostro territorio. Quindi oggi, a mio avviso, non si tratta con il nostro voto di scegliere tra umanità e indifferenza, ma tra simbolismo e responsabilità istituzionale. Per questo la mia dichiarazione di voto è di astensione, e non perché non perché non sento il peso che sentite tutti voi rispetto a questo dramma umano. Mi dispiace questo dramma, mi dispiace veramente, perché allora o non accolgo, ma posso usare anche, guardi signora, ognuno usa le parole che chiede. Del pubblico è stato ammesso a partecipare a questa discussione, quindi se ritengo di dover interrompere lo faccio. Detto questo, mi avvio. No, consigliera, non funziona così. Non funziona così. Ci sono delle regole. Ci sono delle regole. Sai, un ufficio avvocato. Certo, ci sono delle regole, assolutamente, Presidente, sono d'accordo. Sono anche d'accordo al fatto che la conferenza dei capigruppo aveva fatto precise decisioni in ordine alla partecipazione del pubblico. Detto questo, concludo e confermo che mi asterrò da questa votazione. Grazie a tutti. Prego, consigliere Flevrelli. Grazie Presidente, speravo di non dover intervenire, avendo già prima dimostrato qual era la posizione del voto, ma di fronte a certe esternazioni credo che sia doveroso intervenire anche a tutela della maggioranza. Per il suo tramite mi ricordo la consigliere Ambrosis, noi nella capigruppo avevamo individuato l'atto del 22 per la discussione sulle mozioni su Gaza. Proprio perché, come veniva ricordato prima dalla signora Boi, questa proposta è stata depositata nel mese di luglio. Chiaramente il succedersi di scadenze continue ci ha portato purtroppo a andare in ritardo e non era corretto nei confronti di una cittadinanza che si mobilita, si attiva e si prende sulle sue spalle l'onere di sottolineare il massacro, il genocidio, lo schifo che sta intervenendo in Palestina. Non era corretto rinviarlo di un altro giorno. Le mozioni che sono per numero, tra l'altro sono molto contento che ha citato il salario minimo, che è una proposta degli amici del Partito Democratico. Se qualcuno avesse avuto qualcosa da dire per oggi non c'è il salario minimo, forse sarebbe stato il consigliere Mossa. Erano previste per il 26 sappiamo benissimo che c'è la morte dei ricercatori, e anche per garantire a tutti i cittadini, alla giunta soprattutto, di essere presenti in loco per l'organizzazione degli eventi. Si era deciso di non andare in quel senso, però il mio voto favorevole la mia dichiarazione di voto favorevole si vuole basare su un altro aspetto che secondo me è profondamente sbagliato. Uno degli aspetti che ho appena sentito, si è detto che siccome non è di nostra competenza, allora sai che c'è, perché ne stiamo parlando? Non credo che la Palestina sia nella competenza di Andrea Carroni, che ha parlato prima. Non credo che guardate dei ruoli istituzionali tali per cui possano dover intervenire. È un fatto umano, morale, per chi è credente e cristiano. Quindi dover rimandare sempre alla sola ed esclusiva competenza è un po', diciamo così, pilatesco, se non completamente sbagliato. Perché è sbagliato? Perché se fosse stato un aspetto di competenza di questa amministrazione sarebbe stata una mozione, come nel caso della dottoressa Vanessa. Siccome sappiamo benissimo che non possiamo intervenire nella politica internazionale, ma possiamo esprimere un messaggio quantomeno di solidarietà al popolo palestinese, alla resistenza palestinese e di condanna nei confronti della politica coloniale che sta portando al genocidio in Palestina, si è deciso di adottare un ordine del giorno. Quindi io capisco le posizioni politiche, l'ho detto prima, però almeno cerchiamo delle scuse che reggano, perché l'idea che siccome è nella nostra competenza ci asteniamo, presumo, credo personalmente, non rispettoso nei confronti dei cittadini che qui non hanno nessuna competenza. Visto l'ultimo aspetto, perché mi ha offerto l'assist, la digitalizzazione di questo Consiglio Comunale, vedo che interverrà
la consigliera Chessa, non ho terminato, grazie consigliera, che apprezzo ad esempio lei per l'onestà che ha avuto precedentemente, volendo sostenere. Ricordo anche che la mozione della Roma Capitale è stata approvata la data odierna. Oggi, sul Palazzo del Campidoglio, sventola la bandiera palestinese. E come minimo sono fiero che la bandiera palestinese si sposta qui, davanti al mio sindaco e al mio presidente del Consiglio. Grazie. Grazie consigliere Ferreri. Prego consigliera Chessa. Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Ho già espresso la mia posizione in merito all'ordine del giorno, ma ci tengo a ringraziare in quest'Aula la consigliera De Ambrosis che ha espresso con il suo intervento, non è che ha espresso, ha portato alla luce anche il fatto che appunto ci sono delle mozioni, tra cui quella che presenterò io, la partecipazione a un bando della Regione Sardegna per le zone come il Monte, zona ZPS Natura 2000, che prevede 2 milioni di euro al Comune di Nuoro, e stiamo procrastinando, rischiamo di non ottenere questi fondi. Quindi le ragioni, consigliere Ferreri, sono più che valide, come è valida quella dell'ordine del giorno appunto odierno. Grazie. Grazie consigliera Chessa. Ci sono altri interventi di dichiarazione di voto? Se non ci sono altri interventi in dichiarazione di voto, dichiaro io il mio voto, considerato che lo farò anche come gruppo. Per mia abitudine io non sono a censurare i lavori del Consiglio, non lo faccio da quel banco, lì lo sono seduto, figuriamoci da questo. Credo molto nell'autonomia dei consiglieri e nel fatto che i capigruppo decidano che cosa deve entrare in Consiglio, che cosa no e con quali tempi. E ciò che è entrato oggi in Consiglio è giusto che entrasse in Consiglio, è giusto che sia entrato in questi termini, è giusto che sia entrato in questi tempi, è giusto che ne stiamo discutendo, così come discuteremo di tutti gli altri punti. E non credo che in questo momento debbano esserci, come dire, consiglieri che pensino che la trattazione di alcuni punti non venga fatta, non so bene per quale ragione, privilegiando un'altra, perché non cado nel discorso che facevamo prima, che facevo io stesso e che faceva anche il consigliere Moro, di dire che ci sono temi più o meno importanti all'interno di questa città, o derubricare il tema di cui stiamo discutendo oggi, che è un genocidio, perché lo ricordo, che stiamo parlando di gente molto ammazzata in questo momento mentre stiamo discutendo. Non posso pensare che questo tema sia meno importante di altri temi che affronteremo e che andremo a affrontare di sicuro. Questo senz'altro. Poi, ovviamente, il Consiglio deciderà come dovranno andare questi temi e come andranno, ovviamente, se farsi carico in positivo e negativo di questi temi. Detto questo, annuncio il voto favorevole del mio gruppo, Uniti, e se non ci sono altri interventi, chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto e passiamo a votare prima l'emendamento al punto 3 e poi punto per punto l'ordine del giorno. Allora, il primo punto quindi che andremo a votare sarà una modifica al terzo punto dell'ordine del giorno, che a questo punto
andrebbe, laddove il Consiglio lo approvasse, a recitare così. Quindi impegna il sindaco e la giunta comunale a cessare qualsiasi rapporto di carattere economico, culturale, ludico, sportivo con imprese o enti israeliani pubblici o privati attualmente in corso, né stipularne di nuovi. Si aggiunge questa parte, nonché con soggetti privati che si avvalgano di beni, servizi e lavori connessi direttamente o indirettamente allo Stato di Israele. Quindi io vi chiederei di votare direttamente il terzo punto se andasse bene così, e quindi abbiamo la possibilità quindi di togliere subito questa parte dell'emendamento. Prego. Con 20 voti favorevoli, 1 astenuto, 2 non espressi, la modifica al terzo punto dell'ordine del giorno è approvata. Adesso andremo a votare i singoli punti, dando ovviamente per approvato il terzo. Quindi impegna il sindaco e la giunta comunale a richiedere, stiamo votando questo punto, a richiedere la cessazione del genocidio e della pulizia etnica in atto in Palestina. Prego. Con 20 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto e 2 non espressi, il primo punto è approvato. Passiamo al secondo punto, a riconoscere il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e ad assumere tutte le azioni necessarie nei confronti dello Stato italiano e del governo affinché l'Italia A. sottoponga e spinga la comunità internazionale ad agire attraverso le azioni diplomatiche per la risoluzione definitiva del conflitto, B. sostenga con convinzione in sede nazionale e internazionale il riconoscimento dello Stato di Palestina quale Stato sovrano. Prego, votate. Con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto, il secondo punto viene approvato. Il terzo punto l'abbiamo già votato, quindi passiamo al quarto punto. Ad attivarsi perché la spesa destinata al riarmo venga destinata alla spesa sociale, welfare, salute e istruzione. Prego. Con 20 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 non espressi, il punto viene approvato. Passiamo al quinto punto, a farsi promotori in tutte le sedi nazionali ed internazionali di un'istanza di contrarietà allo svolgimento della partita tra Italia e Israele prevista per il 14 ottobre a Udine. Prego, votate.
Con 20 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto e 2 non espressi, il punto 5 è approvato. Punto 6. A promuovere iniziative formative sulle politiche di risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo e il rispetto reciproco a favore di giovani di tutti i livelli scolastici. Prego. Votate. Con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto, il sesto punto viene approvato. Ad esporre la bandiera della Palestina portata in cordoglio alla manifestazione di piazza del 19 giugno ultimo scorso nel Palazzo Civico o qualunque altro luogo simbolo della comunità, come atto tangibile della vicinanza al popolo palestinese in questo grande momento di difficoltà da parte della comunità nuorese. Prego, votate. Con 20 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 non espressi, il punto 7 viene approvato. A promuovere questo impegno presso le associazioni di comuni di cui fa parte, come ANCI e Comunità Montana. Immagino sia a promuovere questo impegno. Una O. Errore di battitura. Come ANCI e Comunità Montana. Prego, votate. Con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto, il punto viene approvato. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. A mantenere queste posizioni politiche fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi come sopra indicati e fino al completo ritiro dell'esercito e dei coloni israeliani da tutti i territori occupati, nonché al risarcimento dei danni materiali e immateriali causati al popolo palestinese. Prego, votate. Bellina, chi l'ha detto? Sa che ha votato il punto 2, Matteo. No, è come prima. Siamo 22. Questo siamo 20. 1 e 2. Con 20 voti a favore, 0 contrari, 1 astenuto e 2 non espressi, anche il nono punto viene approvato, quindi così l'ordine del giorno viene integralmente approvato.
il secondo, diciamo che non ci sono altri punti all'ordine del giorno e per cui il Consiglio sarà riconvocato. Grazie.